Andrea Congiu al rientro dopo questa bella vittoria della Torres, bella nel risultato, bella nella prestazione. Sì, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, sapevamo che ci avrebbero attaccati alti, che sarebbe stata una partita complicata, ma abbiamo seguito le indicazioni del mister e penso che le abbiamo eseguite quasi alla perfezione, il risultato ci premia. Tra l'altro, a differenza di altre volte, una Torres bella sia nel primo che nel secondo tempo, si è rischiato molto poco, qualche occasione del Tor Sapienza che doveva essere concessa, ma quel palo insomma che aveva fatto un po' tremare. Sì, diciamo che in quell'occasione siamo stati molto fortunati perché non eravamo sistemati benissimo al centro dell'area, però non ci ha disuniti, anzi forse ci ha aiutato a ritornare svegli e in partita. Abbiamo mantenuto la concentrazione fino alla fine della partita e abbiamo portato a casa un gran risultato e soprattutto, cosa buonissima per me, non abbiamo subito gol, quindi sono contentissimo per me, per il reparto e per tutta la squadra. Si riparte da questa prestazione per affrontare le prossime gare? Assolutamente, dovevamo fare un risultato importante oggi che eravamo consapevoli ci avrebbe dato una spinta importante per la partita di domenica in casa col Cassino, che sappiamo sarà molto difficile, quindi ci facciamo questa settimana tranquilli e ci prepariamo alla grande per domenica prossima. Grazie Andrea Congiu. Grazie a te.